Oggi un'interessante iniziativa in collaborazione con l'ASP qui al Gallo Ciacia, dove si parla di prevenzione. Ecco, un appuntamento che ne seguirà altri, che è destinato ai docenti e ai dirigenti scolastici. Sì, oggi è una giornata molto importante per la scuola della nostra provincia, perché i dirigenti scolastici e i docenti referenti per la salute dei vari istituti incontrano i responsabili del settore dell'ASP, che si dedica alla prevenzione del disagio giovanile. L'ASP, assieme all'ufficio scolastico regionale e all'ambito territoriale ufficio quarto, partecipano alla rete RED, che ha proprio per scopo la prevenzione del disagio, di ogni forma di devianza, quindi il benessere a scuola dei nostri ragazzi, che è un po' l'obiettivo che perseguono tutte le scuole. Però ci rendiamo conto che da soli come scuola, così come da sola la famiglia, non sempre riesce a fronteggiare quelle che sono le vere emergenze dei nostri giorni, cioè il disagio dei ragazzi, il pericolo di cadere nella rete delle dipendenze, e allora abbiamo bisogno di un supporto valido da parte del territorio, da parte di specialisti del settore. Oggi abbiamo proprio questo tipo di collaborazione molto fattiva, molto importante, e devo dire cioè, ci permette veramente di entrare nell'ottica della collaborazione sinergica scuola-territorio. Siamo ben contenti di farlo e ci proponiamo di portare avanti delle azioni in collaborazione in uno spirito veramente positivo per raggiungere gli obiettivi. Oggi un importante incontro formativo qui al Gallo Ciacia con la classe dei docenti e dei dirigenti scolastici. Ecco, su quale tema? Oggi è una giornata molto importante perché è un momento di condivisione. Siamo tutti chiamati a prenderci carico di un problema emergente, che è quello ovviamente delle dipendenze patologiche, che sappiamo essere ormai diventato, ed è sotto gli occhi di tutti, un problema di grandi proporzioni, e quindi è importante chiamarci a raccolta ognuno con il suo ruolo, per prenderci carico di questa emergenza. Quindi noi come ASP siamo molto contenti di trovarci a scuola. La scuola è il contenitore per eccellenza dei ragazzi, no? Dove troviamo i ragazzi, dove vivono i ragazzi la maggior parte, è il grande contenitore, il grande agente educatore, e quindi noi non possiamo non collaborare con la scuola, lo facciamo volentieri, abbiamo anche una grande tradizione da questo punto di vista. Noi abbiamo sempre collaborato con la scuola, abbiamo sempre fatto attività di prevenzione. Poi c'è stata la grande battuta d'arresto della pandemia, ma è bellissimo ritrovarci, è bellissimo ritrovarci qui ad Agrigento, in questa scuola, con molti docenti con i quali già in passato abbiamo collaborato. Noi facciamo parte di una rete voluta dall'assessorato regionale alla sanità, che fa riferimento ad una legge, la legge 26 del 2024, che prevede delle azioni precise e anche delle collaborazioni precise. Noi dobbiamo uscire nel territorio per incontrare gli altri protagonisti di questa azione, di questo progetto, e siamo qui esattamente per questo. Ecco, dottoressa Renegrado, psicologa, oggi anche lei intratterrà con diciamo, i suoi discorsi gli uffici scolastici, i dirigenti. Ecco, perché è importante anche l'aspetto psicologico? Beh, è importantissimo in quanto in psicologia, no, ci insegnano che il nostro cervello è costituito da reti neurali che poi hanno una ricaduta nel comportamento e che stabiliscono delle reti, poi delle relazioni con gli altri, e noi siamo all'interno di un contesto di rete, noi siamo sempre in relazione, anche quando stiamo in silenzio, anche quando come dire, abbiamo i nostri momenti diciamo di solitudine, di introspezione, ma stiamo comunicando qualcosa agli altri. Quindi oggi come dire,
partiamo da questo presupposto di costituire delle reti fattive di grande collaborazione, proprio perché la legge che citava poc'anzi il collega mette in primis come obiettivo principale questo, creare delle sinergie fattive che consentono a vario titolo di contrastare il fenomeno della dipendenza, perché quando parliamo di dipendenza non dobbiamo pensare solamente alle sostanze, ma oggi tutto crea dipendenza, anche quelle che riguardano i nostri comportamenti, no? Il gioco, i videogiochi, cellulari, e quindi è importante fare un'opera di prevenzione per ridurre il fenomeno che poi diventa anche un problema di pubblica sicurezza, un ordine anche di ordine sociale, perché i fatti di cronaca ce lo dicono, no? Che i ragazzi hanno difficoltà a gestire le emozioni, a gestire gli impulsi, quindi avere diversi interlocutori che diventano anche per loro dei punti di riferimento consente di arginare il fenomeno partendo appunto dalla prevenzione. Ecco, un momento formativo importante tra l'ASP e i dirigenti e i docenti scolastici. Sì, senz'altro questa legge, la legge numero 26 del 2024, introduce nell'ambito della Regione Sicilia uno strumento innovativo che consente di affrontare il problema delle dipendenze attraverso un approccio integrato e diffuso, che consente di mettere a sistema tutte quelle che sono le varie energie che sono presenti sul territorio necessarie ad affrontare un problema maligno come quello delle dipendenze. Quindi si tratta non più di un approccio che vede i vari enti, le varie istituzioni viaggiare attraverso delle iniziative distinte, ma di mettere a sistema quelli che sono gli interventi sul piano educativo, sul piano sociale, sul piano sanitario, e quindi di fare collaborare in un'ottica di sussidiarietà verticale e di sussidiarietà orizzontale tutti quelli che sono i vari soggetti che possono contrastare questo fenomeno delle dipendenze. Ed oggi abbiamo un momento molto importante, un momento fondativo di quella che è la rete RED di contrasto al fenomeno delle dipendenze, di costituzione di questa rete nell'ambito provinciale di Agrigento, con la partecipazione delle scuole, di quelli che sono i referenti, i docenti referenti per la promozione della salute nelle scuole come diritto fondamentale, di dirigenti scolastici delle varie istituzioni scolastiche, che prevede tra le altre cose la costituzione di antenne scolastiche in ciascuna istituzione scolastica, perché a scuola si possono cogliere quelli che sono i segnali precoci che possono diciamo, far vedere come delle situazioni di disagio che poi potrebbero degenerare nelle dipendenze che vanno intese oggi in senso molto ampio, quindi quelle che ci preoccupano maggiormente ovviamente sono quelle da alcol, da droga, da tabagismo, ma dobbiamo considerare anche le dipendenze da gaming, le dipendenze da gioco d'azzardo, le dipendenze anche dall'uso degli strumenti, delle apparecchiature elettroniche, tutte accomunate da una situazione di disagio, da aspettative molto forti da parte della società, e quindi questi giovani che ricercano in un oggetto, in un qualcosa, una soddisfazione immediata che però poi ovviamente porta anche a situazioni tragiche. L'intervento immediato e tempestivo dei vari soggetti che sono deputati a contrastare questi fenomeni è assolutamente essenziale.